Cari telespettatori, ben ritornati con noi. Nostro ospite quest'oggi per affrontare diverse questioni particolarmente interessanti che riguardano sia la categoria numerosissima delle partite IVA degli artigiani, professionisti, piccole e medie aziende del territorio che possono avere anche dei dipendenti, ma dall'altro lato tanti cittadini che ci hanno chiesto spiegazioni. Matteo Ribon, segretario regionale CNA Artigiani, ben ritornato qui con noi. Buongiorno a tutti. Mi è un piacere di averla dopo il periodo di sospensione dell'estate. Avevamo chiuso un po' con voi della CNA, no? Facendo diversi pronostici oppure annunciando quello che poteva trasformarsi poi in provvedimenti di legge con decreti attuativi a favore della categoria per rilanciare un po' certi ambiti economici. Siamo rimasti un po' con un nulla di fatto, perché di fatto poi non è successo un granché, adesso invece speriamo di riuscire ad avere alcuni capisaldi. Ma prima di affrontare i temi, quelli fondamentali, andiamo un po' a vedere altre cose, perché voi avete fatto delle richieste anche, delle istanze precise a chi andrà a governare o rigovernare, dipenderà dalla situazione, la regione del Veneto. Sono degli appelli che si spera non vadano persi, quindi vorrei capire che cosa è andato, che cosa vi auspicate possa andare meglio per quel che riguarda la categoria. Quindi avete fatto i 5 pilastri, sì, no, del patto per lo sviluppo. Sì, noi abbiamo appunto presentato questo documento a tutti i candidati alla presidenza della Regione del Veneto, si basa su questi 5 pilastri di un patto per lo sviluppo che deve essere costruito assieme il giorno dopo che verrà inaugurata, insomma, la nuova legislatura. Per noi i 5 pilastri sono i punti di una nuova politica economica, chiamiamola industriale e artigianale, del Veneto, che devono essere presi in considerazione per poter guardare da qui ai prossimi 10 anni. Ecco, lo interrompo solo un attimo, l'avete fatto voi come CNA Artigiani oppure insieme anche alle altre categorie produttive, industriali, Confcommercio, le altre rappresentanze, diciamo così, di categorie proprio? L'elaborazione è un'elaborazione nostra come contributo appunto a un'azione di patto per lo sviluppo dove devono partecipare tutti. Quindi dopo sarà congiunta? Sì, sarà un'azione congiunta che ci auspichiamo che sia il metodo con il quale si va avanti per i prossimi anni. Perfetto. Per noi i pilastri sono la manifattura e la competitività territoriale come primo punto, dove noi qui evidenziamo il fatto che rispetto ai competitor europei il Veneto ha perso terreno negli ultimi 10 anni. Ci sono dei dati chiari rispetto a una serie di indicatori che ci dicono che siamo più indietro rispetto anche a alcune regioni limitrofe, ma soprattutto nei confronti di alcuni contesti internazionali. La manifattura è un punto centrale, soprattutto in un'ottica evolutiva. Il Veneto si è basato su questi 2 pilastri, manifattura e turismo, adesso abbiamo la necessità di riprendere una nostra vocazione che è utile per tutto il mondo dell'artigianato. L'altro aspetto importante, gli altri punti che abbiamo centrato sono la cultura della legalità, che passa attraverso la lotta all'abusivismo, la semplificazione e la sburocratizzazione e tutti gli aspetti che aiutano a trovare un terreno fertile. Poi abbiamo la parte relativa agli strumenti per crescere, per cui in questo caso si parla dei temi legati alle infrastrutture, agli elementi materiali e immateriali che devono essere sviluppati per aiutare le imprese. La rigenerazione, che per noi è quello che parla in termini ambientali, sociali e anche economici. E l'ultimo punto, la formazione e le competenze, che è quello che ci consente di guardare al futuro. Infatti, abbiamo la necessità di guardare le nuove generazioni e per farlo dobbiamo trovare una nuova cultura della relazione tra il mondo scolastico, formazione in generale, e quello che è la piccola impresa del territorio. Infatti adesso qua dedichiamoci un paio di minuti per le singole voci, perché sono anche molto particolari, interessanti ed entrano nel merito specifico, quindi qui si capisce fin dove la regione potrebbe arrivare oppure no. Formazione e competenze, risulta dai dati ufficiali che l'età della minore occupazione è proprio tra 15 e 35 anni, che ne ha subito le conseguenze anche in questo periodo qua di Covid, perché sono stati i classici contratti a termine che non sono stati rinnovati, insomma le varie situazioni. Da un lato si può dire poco male, sono risorse che possono ritrovare l'impiego, dall'altro invece ci sono dei problemi legati al fatto che forse certe competenze non sono richieste dal mondo del lavoro. E voi artigiani ne sapete qualcosa?
perché gli istituti tecnici non sfornano soggetti sufficienti e quindi, siccome siamo all'inizio anche dell'anno scolastico, potrebbe essere interessante capire proprio da lei, che rappresenta la categoria così variopinta, quali potrebbero essere le figure interessanti per il mondo del lavoro, che cosa si richiede, perché ci sono competenze richieste che non si trovano. La necessità è quella di ibridare delle competenze manuali con delle competenze digitali, questo è l'elemento centrale che dobbiamo provare a fare. Questa cosa. Sì, dobbiamo provare a fare in modo che la competenza manuale che fa parte dell'artigianato in sé possa essere integrata da una mentalità che fa parte delle nuove generazioni e delle competenze che possono essere sviluppate sull'ambito digitale. C'è chi ha in testa ancora l'impresa metalmeccanica tradizionale, dove ovviamente l'utilizzo delle macchine utensili era in maniera analogica, adesso le macchine a controllo numerico, l'intelligenza artificiale, i dispositivi IoT, cioè tutto quello che ruota attorno anche all'evoluzione fa parte anche del tessuto della piccola azienda e questo è un elemento dove due mentalità si devono conoscere per quello che sono veramente e non per stereotipi. Quindi da un lato i giovani devono provare a capire cosa succede in un'azienda artigiana, dall'altro le aziende artigiane devono far capire che c'è un'opportunità anche di crescita e di sviluppo per le nuove generazioni. Ecco, voi richiedete il rafforzamento degli istituti di formazione tecnica professionale. Cosa vuol dire rafforzamento? E quindi cosa si chiede agli insegnanti? Cosa si chiede invece agli studenti? Guardi, il rafforzamento si svolge in una relazione più forte nel territorio tra l'impresa e la scuola. Una volta questo era naturale, connaturato e c'era un travaso reciproco di supporto, che voleva dire che le aziende del territorio davano una mano anche in termini di macchinari, di laboratori, di modalità di apertura anche per quanto riguardava gli stage e tutto quello che riguarda il mondo, ad esempio, dell'alternanza scuola-lavoro tradotta ad oggi. Esatto. E era naturale, si svolgevano nei periodi estivi, si svolgevano tutta una serie di tirocini all'interno delle ditte. Questa cosa col tempo si è spaccata, si è un po' lacerata. Dall'altra parte perché? Si è lacerata perché c'è stata un distacco dal punto di vista culturale dell'importanza di una relazione col mondo manifatturiero, artigianale in sé, perché tutto doveva essere centrato su una progressione dal punto di vista intellettuale che nulla doveva avere a che fare con l'ambito manuale. Pratico. È stato un errore grande, perché in questa maniera qua si è creata un'aspettativa altissima nei confronti delle nuove generazioni su lavori che dal punto di vista della possibilità anche di durata, di mantenimento, di investimento nel tempo non hanno spazio per tutti. Non è che nel mondo della moda tutti devono diventare degli stilisti, i più grandi stilisti, esistono però i giovani ambiscono a questo, quello è il quindi problema, dobbiamo trovare una formula che consenta anche a chi vuole fare un'evoluzione e crescere, di poter avere una competenza tecnica utilizzabile anche in relazione alle aziende che esistono e che possono crescere nel territorio. L'aspettativa di far diventare dei tecnici superstrutturati anche le nuove generazioni, che hanno una competenza di studio e di lavoro che si rafforza, è una sfida grandissima che dobbiamo fare, però è l'unica sfida che dobbiamo arrivare in tempi anche rapidi, perché il rischio è altrimenti che i giovani se ne vadano all'estero, se ne vadano in altri territori che considerano più attrattivi, e noi perdiamo un ruolo strategico e un ruolo fondamentale anche in un contesto internazionale dove ci guardano e ci vogliono per tutta una serie di capacità. Se noi non abbiamo chi poi le porta avanti, il rischio è che perdiamo anche un ruolo centrale in uno È vero, questo è internazionale. Verissimo, però poi i giovani d'altra parte ribadiscono, ed è un dato di fatto, che all'estero trovano occupazione anche a livello operaio o comunque con degli importi notevolmente superiori che ti consentono un tenore di vita diverso rispetto a quello che puoi prendere qui. Cioè qui tutto sommato non si viene pagati a sufficienza. Guardi, in realtà su questo possiamo, non dobbiamo replicare, diciamo, dibattendo e allargando la forbice. Lavoriamo per trovare delle formule che facilitano questa operazione qua, però ci deve essere un avvicinamento da parte di entrambi e lo possiamo fare se esiste una cultura che toglie gli stereotipi di prima.
Se ci poniamo in questa attenzione qua, i luoghi comuni, per cui nella piccola azienda non c'è stabilità oppure non c'è un adeguato stipendio, salario e non c'è prospettiva di crescita, e dall'altra parte il fatto che magari l'azienda dice ma io non posso pagare una persona che non ha competenze, e tutta una serie di altre considerazioni che sono frutto di una serie di stereotipi, li dobbiamo mettere da parte se l'obiettivo comune è quello di arrivare a un risultato. Noi stiamo lavorando su questo con una cultura reciproca, avvicinandoci alle scuole e al mondo dell'istruzione in una relazione più fitta e aiutando anche gli imprenditori a fare un salto culturale e consentire all'interno delle strutture del mondo della piccola impresa anche di vedere come si possono essere delle progressioni che portano magari un domani anche le persone che lavorano dentro ad ambire al fatto di diventare imprenditori o poter ereditare un'azienda anche a prescindere da un aspetto familiare. È un elemento anche molto importante sul quale dobbiamo lavorare, perché noi siamo un territorio a vocazione imprenditoriale, non dobbiamo perdere questa vocazione. Voi parlate spesso di cultura d'impresa che va fatta, certo. e tante volte si diventa imprenditori senza una formazione di cosa vuol dire essere imprenditore e fare cultura d'impresa. Questo è importantissimo, anche e soprattutto per gli artigiani che hanno uno stretto contatto con i propri collaboratori dipendenti. Sì, lo è, ed è una sfida importantissima questa, perché abbiamo una generazione di imprenditori che adesso ha un'età che va dai 55 ai 60-62 anni, e questa è la fascia più grossa. Questa fascia qui ha adesso un percorso da accompagnare nei prossimi 10, 15 anni, che deve puntare ad un ricambio generazionale. Deve portare un ricambio generazionale, ma il ricambio generazionale non può essere fatto l'ultimo giorno e non è necessario che sia fatto a livello familiare, può anche essere gestito diversamente, ma va accompagnato, perché alla fine chi ha lavorato in quelle aziende, chi lavora in quelle aziende ha costruito da sé un percorso e non vuole regalare questa storia, e dall'altra parte chi invece si approccia deve avere l'umiltà di fare una parte di percorso, ma deve essere messo anche nelle condizioni di poterle comprare queste aziende, di poter avere una disponibilità, un supporto per poterlo fare, altrimenti senza soldi o supporto non potrà mai avvenire questo cambio. Abbiamo una sfida importantissima, perché negli ultimi 10 anni in Veneto ha perso 27.000 imprese. C'è un calo storico. Infatti io voglio parlare proprio di questo, voglio parlare anche della partita delle imprese. Allora, abbiamo bisogno di un attimo di tempo. Andiamo in pubblicità qualche secondo, poi ritorniamo. Voi se avete messaggi da mandare o cosa mandateci, noi li mandiamo anche in onda, vediamo di dare delle risposte, non nello specifico caso, ma un po' in generale, questioni che riguardano un po' anche le diverse categorie. Tra poco.